Prova di carattere della Castrum Favara che nella gara d'esordio del campionato nazionale di Serie D, dove ritorna dopo 20 anni, pur rimanendo in inferiorità numerica per oltre 50 minuti per l'espulsione di Cannino, riesce ad organizzarsi, a tenere a bada un'Enna intraprendente e a rendersi più volte pericolosa, sfiorando il gol in diverse occasioni. Ottima anche la prestazione degli ospiti che avevano già battuto la squadra favarese domenica scorsa nel primo turno di Coppa Italia. Lo 0-0 sembra il risultato giusto per una partita che alla fine si può dire sia stata sostanzialmente equilibrata. L'Enna ha preso un palo e il Favara ha risposto con una traversa, con i due portieri Scuffia e Simeoli che si sono resi protagonisti in diverse occasioni con interventi decisivi. Buona anche l'affluenza di pubblico con la tribuna pressoché piena, diversi i tifosi ennesi presenti anche con i loro ultras. Assenti ufficialmente, non si sono visti infatti striscioni, gli ultras favaresi in contestazione con la società che secondo loro li ha privati della curva nord che è stata riservata ai tifosi ospiti per destinarli in gradinata, soluzione che non viene accettata, preferendo la loro collocazione naturale in curva nord. La partita, come dicevamo, è stata sostanzialmente equilibrata nonostante i padroni di casa in 10 uomini. La formazione di Pietro Infantino ha espresso tutto sommato un buon calcio nonostante l'assenza degli squalificati La Piana e Palermo e la non perfetta condizione di almeno altri 3 titolari. Primo tempo scoppiettante con diverse occasioni da ambo le parti, ripresa dai ritmi più bassi ma sempre ricca di occasioni, con l'Enna che non ha saputo sfruttare appieno la superiorità numerica. Decisivi per entrambe le squadre i due portieri che in 2 occasioni, come abbiamo detto, hanno salvato il risultato. Ma ecco le interviste. No, una bella partita, devo fare i complimenti ai miei uomini per come hanno interpretato prima quando eravamo in 11 e dopo, soprattutto quando siamo rimasti in 10. Credo che non hanno avuto mai paura di attaccare, hanno mantenuto il campo in un modo straordinario contro un avversario organizzato, un avversario che ci aveva messo in difficoltà in Coppa Italia. Credo che una bella partita, sicuramente l'espulsione ha condizionato molto l'andamento della gara, però credo che noi dobbiamo, in questo campionato può succedere, credo che l'arbitro ha fatto la sua partita onestamente, credo che al di là dell'espulsione è stata condotta in modo egregio. Io credo che le due squadre si rispettavano, credo che 11 contro 11 abbiamo avuto molte occasioni per farlo 1-0, loro forse avevano preso il palo all'inizio di gara, però poi la mia squadra è uscita fuori, ha creato tante occasioni e anche in 10 uomini abbiamo attaccato, abbiamo avuto delle occasioni, ma noi soprattutto il punto, noi siamo contenti dell'atteggiamento, della tenuta fisica, dell'aggressività, della compattezza, quello che cercavamo. Questo campionato è duro, vedete i risultati, non è facile e oggi abbiamo fatto un buon punto che ci dà la consapevolezza che siamo sulla buona strada. E in effetti dopo l'espulsione generalmente la squadra frena o comunque deve riorganizzarsi, ma sono passati pochi minuti quasi perché abbiamo dimenticato che Favara è nel 10. No, ma il lavoro della settimana serve anche a questo, soprattutto quando fai difesa contro attacco, sei sempre in difficoltà numerica, devi gestire gli spazi, non è facile, però credo che la squadra abbiamo cambiato modo, il 4-3-2 per avere un'uscita sull'esterno di una mezzala. Credo che si sono comportati benissimo, hanno interpretato il nuovo modulo in un modo egregio e questo ci può dare anche consapevolezza che durante l'anno possiamo anche fare altri ruoli, altri moduli rispetto all'avversario che affronteremo. La cosa che più di tutti volevamo prima della partita era quella di non sbagliare sull'atteggiamento e penso che ci siamo riusciti per 90 minuti, soprattutto poi quando interpreti la partita nel modo giusto, con appunto l'atteggiamento giusto, poi riesci a sopperire a qualsiasi difficoltà si presenti. Ovviamente non dico che è stata una passeggiata, anzi, però ci tenevo proprio per questo a fare oggi ancora di più complimenti ai miei compagni di squadra che sono subentrati a partita in corso.
penso che il risultato che siamo riusciti a centrare è soprattutto merito loro, perché quando in un momento comunque di grande difficoltà sono riusciti a mantenere alta comunque l'intensità della squadra e allo stesso tempo ci hanno aiutato in maniera importante a raggiungere un obiettivo. C'è stato molto rispetto tra le due squadre, perché noi sapevamo di affrontare una partita difficile in un campo difficile contro una squadra organizzata, composta da ottimi elementi e ben allenata. Oggi magari la tensione in qualche ragazzo si è vista di più, perché abbiamo sbagliato troppe cose semplici, troppi appoggi, troppi passaggi, troppi stop, sono cose che poi alla lunga ripaghi. Alla fine la partita è stata vissuta a momenti, siamo partiti benissimo noi, siamo partiti il primo quarto, noi abbiamo fatto benissimo, abbiamo rischiato di fare gol, poi 2 o 3 volte abbiamo preso delle ripartenze e ci siamo abbassati e lì è stato bravo il nostro portiere. Poi c'è stato l'episodio dell'espulsione, che sinceramente non capisco dove sono state le proteste, perché se si va a vedere Cicirello nella pancia c'è il segnale delle scarpe, il regolamento è chiaro e quindi l'arbitro non ha fatto altro che applicare in quel caso il regolamento, in tanti altri casi non l'ha applicato. Rispecchia il carattere dell'allenatore, che non molla mai anche nei momenti di difficoltà, e quindi hanno fatto quello che lui ha chiesto, di stringere i denti, ma questo praticamente dagli ultimi mesi ci siamo un po' abituati, visto che continuiamo ad avere sempre qualche mancanza. Non è una giustificazione, perché una squadra è composta da 24 giocatori. Per mia fortuna, per fortuna anche dell'allenatore, la settimana prossima rientrano altri 2 elementi importanti, Palermo, Deiana, e anche una sorpresa, speriamo, in avanti per completare la rosa, perché il mio impegno è completarla e so che ancora manca la ciliegina sulla torta e io non ho fretta e nessuno mi deve chiedere fretta, perché non voglio sbagliare. Una bella partita, una bella cornice di pubblico, soprattutto in tribuna, anche l'Enna diciamo che era massiccia come tifosi. I nostri tifosi sapete quale contestazione abbiamo, ma ritengo nel buon senso di entrambe le parti, perché non serve a nessuno prendere questa direzione, sia la società, che cercheremo di trovare una soluzione, sia per i tifosi. Io pubblicamente voglio fare un appello ai nostri tifosi, che gli dico che per quanto riguarda la curva, perché loro giustamente pretendono di tifare in curva, e ve lo dice uno che è stato sempre tifoso, prima dagli spalti e ora non solo da dirigente, il prossimo anno, se prima non sistemiamo questa curva, la squadra, da parte mia, non potrebbero a fare la stagione 2025-2026. Questa è l'unica promessa che posso mandare pubblicamente, è questa. Io ora mi aspetto che contro l'Ailers, che è la partita tanto attesa, ma non solo con l'Ailers, tutta la serie di partite in campionato, ritengo che di essere presenti, di essere vicini alla squadra, perché la squadra è di tutta la città, ma non solo da parte nostra, della società o dei tifosi. Quindi forza Pavara, forza tifosi, forza gli ultra e forza tutti noi.